Sesta vittoria di fila per l'Agregas di Sebi Catania, espugnando l'imbattuto rettangolo di gioco dell'Atletico Megara, mantiene la vetta. Una gara iniziata sotto i buoni auspici per il team biancazzurro, che al sesto si ritrovava in vantaggio per la marcatura di Ten Lopez, ma prontamente annullata dall'arbitro per sospetto fuorigioco di Marchica. Episodio di annullamento che si ripete per fallo in attacco dello stesso Lopez al 22esimo e sembra vanificato dal direttore di gara. Al 70esimo un'azione di contropiede dei locali con Mongelli per poco non beffava la retroguardia cregantina, sino ad allora molto attenta e precisa. In ogni caso è una Cregas che lotta, cerca insistentemente la rete della vittoria che trova al 78esimo. Questa è l'azione determinante, punizione di Jama, tocco di Fragapane al limite dell'area avversaria e quindi tocco finale di Tripoli che beffa il portiere di casa Tasero. I locali incassano il colpo e reagiscono con forza, infatti la gara si riaccende e l'Acregas è costretta a lottare a denti stretti per contenere gli attacchi dell'Atletico Megara, che comunque non riesce a impensierire l'attento guardiapali Manna. Finisce tra il tripudio dei tifosi biancazzurri a seguito della squadra. Adesso l'Agregas dovrà sostenere due gare in appena 7 giorni. Mercoledì prossimo 5 novembre sarà impegnata in Coppa Italia contro la Margheritese, mentre domenica 9 novembre sarà sfida esterna con il Frincitini. La gara di Coppa Italia con la Margheritese si giocherà a Raffadale a porte chiuse per l'inabilità dello stadio. Per le prossime gare di campionato casalingue dunque si prospettano gare in campo neutro per l'inagibilità dell'Esseneto. Agregas e Priolo dunque continuano la lotta al vertice ed aumentano il distacco dalle dirette inseguitrici che adesso si ritrovano a 5 punti di distanza. Ad inseguire le due battistrade è rimasto il solo Santa Croce Camerina a 13 punti, mentre a quota 10 ci stanno 4 squadre: Pro Ragusa, Atletico Megara, Canicattini e Scordia. Il campionato ha preso una piega ben definita e le sorti della promozione in eccellenza sembra essere ristretto tra Agregas e Priolo, che ricordiamo si affronteranno il prossimo 21 dicembre. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Ponzo, abbiamo detto tante volte, questi sono campi difficili, oggi ne abbiamo avuto la prova. Ma tutti i campi sono difficili perché comunque sia le squadre che ci incontrano danno quel qualcosina in più. A me sinceramente parlare del terreno, di robe del genere non mi interessa perché comunque sia tutti i campi possono essere un vantaggio e uno svantaggio, tutto dipende da noi, di come approcci la partita, della voglia, della fame che metti per cercare di portare a casa il risultato e oggi penso che la prestazione parla da sola. Ci avete creduto nonostante le difficoltà, nonostante appunto come detto la partita difficile, il gol è arrivato alla fine, ma era importante portare a casa i 3 punti. Sì, diciamo che al primo tempo abbiamo fatto una buona mezz'ora con anche un buon calcio, poi c'è stato un attimo un po' di magari allungamento di squadre e si è giocato un po' meno. Poi al secondo tempo penso che siamo stati bravi e fortunati, però abbiamo rischiato veramente solo e soltanto una volta in tutta la partita e ci abbiamo creduto fino alla fine, infatti abbiamo fatto gol quasi alla fine della partita. Con Tripoli segna sempre. Ma Tripoli c'è, Lopez c'è, Gambino c'è, oggi poteva fare gol anche Nobile. I ragazzi si impegnano, danno veramente l'anima in campo, noi siamo contenti che segna Tripoli, segnano gli attaccanti, l'importante è vincere, l'importante è arrivare all'obiettivo. Mister, ti chiedo di analizzare questa partita al di là del risultato. Ma sapevamo le insidie che aveva questa gara, è stata una partita combattuta, credo che noi abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco, abbiamo rischiato una volta in maniera importante dove potevamo prendere gol, però è anche vero che poi comunque la partita l'abbiamo fatta noi e credo che poi alla fine sia un risultato meritato perché anche dopo l'1-0 abbiamo avuto altre 2 o 3 occasioni importanti per raddoppiare, ma va bene così, sapevamo le difficoltà, continuiamo il nostro percorso. C'è stato un momento in cui hai pensato stavolta ci accontentiamo del pareggio?
Non ci possiamo mai accontentare a partita in corso, è chiaro che poi alla fine accettiamo quello che è il verdetto del campo, però è normale che una partita insidiosa fuori casa, in un campo difficile, poteva pure capitare. Siamo stati bravi a non mollare mai, a tenere duro, a giocare tutte. Abbiamo vinto una partita sporca, che è quella che una squadra che deve lottare per vincere il campionato deve saper fare. Qui hai respirato aria di casa, tante le manifestazioni d'affetto nei tuoi confronti. Ma sai, queste sono le cose più belle del calcio, perché alla fine io qui ho fatto 2 anni meravigliosi, con l'allenatore del Megara, abbiamo condiviso con lo staff tecnico e tutti i miei compagni di squadra, per cui sì, mi sono sentito a casa, però sono contentissimo perché questi 3 punti sono fondamentali per il nostro cammino. Possiamo dire dopo 6 giornate che si comincia a delineare, al di là della classifica, anche uno stile A Caracas che tu pretendi da tutti? Ma deve essere così, qua non ci sono titolari, non ci sono riserve, non ci sono panchinari, qua c'è un gruppo che sta lavorando tutti i giorni, si devono fare trovare pronti e devono dare sempre il massimo. Abbiamo un cammino importante da fare, non possiamo mollare mai un centimetro. Anche nel comportamento? Soprattutto nel comportamento.